Torna a Mazara del Vallo per la quinta volta Blue Sea Land, l'Expo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, a partire da mercoledì fino a domenica prossimi. La manifestazione quest'anno è portavoce del food saving, una vetrina ricca di prodotti nostrani e dei tanti paesi main partner come l'Egitto, la Grecia, la Spagna, il Belgio e l'Olanda. Un'iniziativa che vuole favorire accordi tra i popoli e che vuole incentivare l'innovazione della Blue Economy. Così hanno commentato entusiasti l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici e Giovanni Tumbiolo, presidente del distretto della pesca e della crescita blu. Intanto è una manifestazione che vede la Sicilia capitale del Mediterraneo. Ci saranno oltre 50 delegazioni di paesi del bacino del Mediterraneo e quindi è per davvero una grande manifestazione, diciamo, di un mondo globale. Mazara del Vallo è la capitale di una integrazione, di una località, di un luogo che storicamente è un luogo di integrazione. E credo che potrà essere un'occasione per le nostre imprese di internazionalizzarsi, di avere, diciamo, fattori di sviluppo e di esportazione dei propri prodotti. Il distretto della pesca ha oggi 102 imprese che la costituiscono, 60 sono nuove, 78 sono del settore food, il 10% in più rispetto al 2011, è aumentato il fatturato. Insomma, il distretto della pesca è un sistema che mette insieme aziende che si occupano di catturare il pesce, ma assieme a quelle della trasformazione, della commercializzazione. È un modo, diciamo, intelligente di organizzare la filiera. Quindi c'è ancora molto da fare perché non c'è dubbio che combattiamo anche con regole internazionali che limitano la capacità ai nostri pescatori di poter agire, diciamo, con maggiore elasticità. Viviamo in un mondo, il Mediterraneo è un luogo abbastanza complesso anche per le situazioni internazionali che ci sono appunto nel bacino del Mediterraneo, però credo che la marineria, anche il lavoro che fa Giovanni Tumbiolo è una delle attività più importanti su cui la Sicilia è un partner, anzi è un leader essenziale del sistema della pesca nel Mediterraneo. Intanto cominciamo dalla novità più significativa che è questo concorso internazionale, 50 maestri pasticceri e 50 panificatori di tutti i paesi del Mediterraneo concorreranno a costruire la cubaida più lunga del mondo, quindi un Guinness dei primati, e il pane cunzato più lungo del mondo. La cubaida e il pane cunzato rappresentano i prodotti e la cultura mediterranea, ma soprattutto mettono al centro la Sicilia. La regione siciliana sta facendo un enorme sforzo di valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari e anche del settore della pesca, e nel pane cunzato vi ricordo che ci sono le acciughe, ci sono le sardine, non c'è solo il buon olio, le buone farine, e quindi queste miscele, questi grani antichi, questa riscoperta dei grani dei paesi del bacino del Mediterraneo. La Sicilia è una culla importantissima di valorizzazione, quindi sta al centro di questo hub mediterraneo.